Calciomercato Napoli, il nostro direttore sportivo, signori Manna, prepara un doppio colpo. Ecco in questo video i due obiettivi di mercato della nostra Napoli per la prossima stagione, per rendere più competitivo il nostro Napoli. Detto questo, signori, vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale, i signori di Napoli, di attivare la campanella delle notifiche e se vi va vi potete abbonare per sostenere la nostra redazione. Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, è già molto attivo sul calciomercato e sta studiando le strategie per finalizzare due operazioni che rinforzerebbero la rosa nella prossima stagione. La lista dei giocatori graditi dall'ambiente azzurro è molto lunga e sono tanti i profili accostati al club azzurro. Ciò nonostante, vi sono due priorità nella lista del direttore sportivo Manna, che si sta preparando all'affondo per convincere giocatori e club di appartenenza. I due profili principali per il Napoli, come affermato da Fredo Pedullà, provengono da due club importanti del nostro campionato. Si tratta di Sam Beuchema e Davide Frattesi. Il primo, pilastro difensivo del Bologna di Italiano, compierebbe un ulteriore passo in avanti nella sua carriera, passando in un club con ambizioni più vincenti dei Felsinei. Il secondo invece è un jolly dell'Inter di Inzaghi, ma visto quanto dimostrato in maglia Sassuolo nei momenti ritagliati con la maglia azzurra, nell'azzurra otterrebbe maggiore spazio sicuramente con Conte e centralità in un club altrettanto competitivo. Di certo trattare con i club di appartenenza non sarà semplice, seppure i nomi siano apprezzati da vari mesi. Questa potrebbe essere però l'occasione giusta per tentare l'affondo decisivo e convincere i due giocatori ad accettare l'offerta del Napoli. Attenzione signori, perché per Beuchema si è mossa anche la Juve e sembrerebbe il Milan. Per Frattesi, come sapete, c'è una trattativa con la Roma che va avanti da gennaio, ma i Friedkin fanno fatica ad avere i fondi necessari per affondare il colpo. Il costo di Frattesi, vi ricordiamo che si aggira sui 35-40 milioni di euro, un po' troppi forse, ma assolutamente Frattesi da valutare in quanto giovane, italiano e soprattutto un giocatore molto ma molto di prospettiva. Detto questo signori, ditemi cosa ne pensate di Beuchema, di Frattesi, se secondo voi sono profili giusti per il nostro Napoli. Grazie per essere stati con noi.